Il jazz in Friuli è una grandissima risorsa ed è una grandissima particolarità, pur essendo una regione molto piccola, è una regione eccentrica rispetto ai grandi circuiti economici del jazz come possono essere le grandi capitali o le grandi città. Il Friuli ha saputo esprimere in questi anni una quantità, una qualità di musica veramente eccezionale. Parlare del successo del jazz in Friuli significa parlare della caratteristica del Friuli, e visto che parliamo del Collio eccetera e che siamo nella Salone del Libro, il cui titolo quest'anno è Oltre il confine, non si può parlare di jazz friulano senza partire proprio dal concetto di confine, e il concetto di confine si porta dietro il concetto di attraversamento del confine. E che cos'è il jazz se non la musica dell'attraversamento, la musica del rapporto con l'altro? E dunque, tra le tante musiche, il jazz è quello che ha le carte migliori, le caratteristiche migliori proprio per interpretare anche creativamente e modernamente tutte le contraddizioni della globalizzazione, tutte le contraddizioni moderne che viviamo sulla nostra pelle. E i musicisti friulani hanno saputo tradurre questa oggettiva marginalizzazione, questa difficoltà del confine invece in opportunità, in straordinarie opportunità, come vini, uve, terra, vitigni autoctoni. Friuli Venezia Giulia significa biodiversità naturale, presenza di piante antiche che vengono mantenute, di culture, biodiversità linguistica, perché in Friuli Venezia Giulia si parlano moltissime lingue e la lingua, ricordatevi, è suono, e per cui ascoltare diverse lingue significa ascoltare diversi suoni. Biodiversità di approcci, perché tradizioni culturali diverse. Il Friuli guarda al nord Europa, guarda all'est Europa, guarda al sud Europa, perché il Friuli confina con il mare e ogni città di mare è una città di confine, non dimentichiamoci questo aspetto, e dunque anche dal sud arrivano queste influenze. E i musicisti friulani hanno saputo tradurre tutto questo. In più, visto che la regione non offre le opportunità economiche di una grande città per suonare, club, eccetera, eccetera, si sono rivolti in maniera molto particolare al rapporto con le altre arti, per cui la letteratura, il cinema, il teatro, le performance, le arti figurative, con una ricchezza e una quantità che è non paragonabile in altre aree geografiche italiane, e questo non perché lo dico io che sono di casa, ma perché lo dicono autorevoli giornalisti e studiosi di tutta Italia e anche europei, che riconoscono a questa regione appunto una veramente eccellenza. Non so come sono coi tempi. Vada. Il fatto chiudo questa cosa sul confine. Vivere sul confine significa vivere appunto di attraversamenti stilistici, attraversamenti di linguaggio. Un'altra caratteristica forte è che i musicisti del Friuli Venezia Giulia hanno, i più importanti musicisti del Friuli Venezia Giulia, maturato nel corso degli anni un fortissimo linguaggio personale. Cioè, difficilmente in Friuli trovate un musicista che fa jazz in maniera derivativa, in maniera mainstream, in maniera che faccia una musica che è paragonabile a quella di una musica di un altro musicista. Questo è sempre vero per il jazz, perché è una caratteristica tipica del jazz. In Friuli è ancora più vero, e secondo me è definibile appunto come biodiversità del Friuli Venezia Giulia. Grazie Flavio. Dopo questi interventi molto precisi da parte di Lucia, che ci spiega questo bellissimo territorio, Flavio che ci spiega com'è la situazione del jazz in Friuli, io mi inserisco per presentarvi il nostro festival. Il nostro festival quest'anno festeggia il 20ennale. Non vi racconterò i gruppi, come sempre sono gruppi comunque di calibro internazionale, perché non vorrei essere autoreferenziale e raccontarvi che abbiamo questi grandi nomi. Preferisco spendere questi minuti per spiegarvi quello che è la filosofia di un jazz and wine, e in particolar modo di questo jazz and wine. Il jazz and wine a Cormons è un'esperienza, prima di tutto, è uno stare insieme e ascoltare grande musica internazionale, ma ancor di più vivere un territorio, vivere un'esperienza, godere di un paesaggio unico.
Questo è il Jazz and Wine fin dalla sua prima edizione. È vero quello che dice Flavio, parliamo di confini. Infatti il nostro festival ha sempre voluto, fin dalla prima edizione, far dialogare i confini, e quindi quando c'era ancora la carta d'identità noi portavamo la musica jazz oltre confine, dialogavamo col Kulturidom, col centro culturale sloveno, e portavamo il pubblico di Cormons a vedere cosa c'era al di là del confine. E c'era quello che c'era in Italia, perché le vigne non avevano confine, le vigne dialogavano, suonavano tra di loro. Questo è il nostro festival e continuo a dire è un'esperienza che mette in relazione anche qui l'imprenditoria con la cultura. Dico questo perché anche le cantine, anche il lavoro delle vigne è un lavoro imprenditoriale, è un'attività a tutti gli effetti che dialoga in maniera veramente effettiva e pratica con quello che è il territorio. I vignaioli ci mettono a disposizione la loro fatica, che è il vino, ci mettono a disposizione le loro case, non dimentichiamo che entriamo nelle loro cantine e cerchiamo di portare la musica jazz, quindi non è come realizzare un concerto all'interno di un teatro. Ci sono 100.000 momenti di studio per capire l'acustica, come gestire al meglio l'afflusso delle persone, però è una cosa vincente. Il pubblico viene per il 70% dall'Austria, dalla Germania, dalla vicina Slovenia, dalla Croazia. Lo scorso anno abbiamo avuto pubblico anche dalla Francia, dalla Svezia, a dimostrazione che è un territorio veramente tutto da scoprire. Ma dirò di più, il nostro festival da un paio d'anni vuole dialogare sempre più con altre forme di arte e sono nati gli incontri con Estoria e sono serviti tantissimo perché abbiamo contestualizzato ancora di più quelli che sono i momenti del nostro territorio. E dallo scorso anno abbiamo inserito anche dei giri in bicicletta per scoprire ancora di più dei percorsi che altrimenti il turista che arriva in macchina non ha modo di conoscere. E la prima borsa di studio, che è nata lo scorso anno, delegando a dei ragazzi giovani, dei giovani registi, di raccontarci quello che è la storia del territorio e le emozioni che possono dare i concerti nel Collio. Quindi io chiudo qui il mio intervento, ma lascio parlare le immagini di Pierpaolo Verdecchi, che ha vinto lo scorso anno il primo premio del nostro Jazz and Wine Movie, e che spero vi raccontino al meglio quello che è il nostro festival. Grazie.
Grazie per essere stati qua. Come avete visto, il festival vuole comunque tenere sempre un contatto con il passato, lo abbiamo cercato di esprimere proprio in questo video, Flavio, no? Non è così? Non è vino e musica come magari qualcuno può pensare, ma c'è molto molto di più in questo festival. C'è l'anima di un territorio e questo ci tenevo insomma a sottolinearlo. Grazie. E allora ringrazio io l'associazione Controtempo che ci ha presentato questo bellissimo festival, come avete potuto capire anche dalle immagini, dal taglio della vite. Ci sono molte similitudini e molte analogie tra la musica jazz e il vino. E vi ricordo l'iniziativa di Cormons dal 25 al 29 ottobre per i 20 anni di questa iniziativa. Grazie quindi a Paola Martini, a Flavio Massaruto e a Lucia Pillon.